Dati in discesa nell'ultimo report, positivo il parere dell'ASP sulle vaccinazioni dei giovani. Donata una tela in memoria del giudice Beato Livatino. Al lavoro 200 ingegneri in tutta la provincia, conferenza stampa del presidente Furioso. Interviene oggi sull'acqua il sindaco Miccichè, mentre la CGIL protesta per i 2 mesi di mancato stipendio ai lavoratori dell'AICA ex Girgenti Acque. Al via i confronti a TVA per le prossime elezioni amministrative, il primo appuntamento con il comune di Favara. Nostra intervista al candidato a sindaco di Porto Empedocle Gianni Amel. Al via un evento importante ad Agrigento sul padel. Per il calcio l'Akragas incontra la Nissa fuori casa, parte il campionato di Serie D, in promozione l'8-2 per la testa tra Camarat e Raffadali. Benvenuti con l'appuntamento di TVA Notizie. Oggi parliamo dei Covid, una notizia sicuramente positiva. Sono 602 i nuovi casi di Covid registrati nelle ultime 48 ore nell'isola, a fronte di 18.758 tamponi effettuati. L'incidenza scende dal 3,2, era prima al 4,7. Il servizio. Sono 602 i nuovi casi Covid registrati nelle ultime 24 ore nell'isola, a fronte di 18.758 tamponi processati in Sicilia. L'incidenza scende così al 3,2, ieri era al 4,7. L'isola però resta di nuovo in testa per i nuovi contagi giornalieri, seguita al secondo posto dalla Toscana con 494. Gli attuali positivi sono 21.777 con un decremento di 943 casi. Le persone guarite sono 1.529, mentre si registrano altre 16 vittime che portano il totale dei morti a 6.673. Sul fronte medico ospedaliero sono adesso 795 le persone ricoverate, una in meno rispetto alla giornata dell'altro ieri, mentre le terapie intensive risultano essere 99 presenze, lo stesso numero rispetto all'altro giorno. Sul fronte del contagio nelle singole province la situazione al momento è la seguente: Palermo con 118, Catania 75, Messina 125, Siracusa 87, Ragusa 54, Trapani 91, Caltanissetta 23, Enna 10 e la nostra provincia Agrigento 19. 28 sono i nuovi casi Covid registrati nella nostra provincia, 2 ricoveri in terapia intensiva rispetto alla giornata dell'altro ieri, e questo è il dato emerso dal bollettino che emana quotidianamente l'azienda sanitaria provinciale agrigentina. Fortunatamente non si registrano nuove morti e ci sono ben 100 guariti. 29 sono i ricoveri in degenza ordinaria e subintensiva, di questi 18 si trovano all'ospedale San Giovanni di Dio di Agrigento, 5 al Fratelli Parlapiano di Ribera e 6 sono ricoverati negli ospedali fuori provincia. 2 nuovi ricoveri in terapia intensiva, entrambi a Ribera, 3 i pazienti che si trovano in strutture low car, 1 al Covid Hotel di Canicattì, l'ex IPAB, e 2 in una struttura fuori provincia. Ci sono inoltre 6 persone non residenti ricoverati nelle strutture agrigentine e non ricompresi nel totale. E intanto sono migliorati i dati relativi ai contagi Covid nella nostra provincia, confermato il trend in discesa. Un plauso ai giovani per aver accolto l'invito a donare, quanto afferma nel suo videomessaggio settimanale il dottore Zappia, che dirige l'ASP di Agrigento. Sono migliorati i dati relativi ai contagi Covid nella nostra provincia, confermato il trend in discesa, come afferma nel suo videomessaggio settimanale il dottore Zappia, che dirige l'ASP di Agrigento. Un po' di apprensione, afferma Zappia, ci sarà per l'inizio dell'anno scolastico, che verrà a fluire tanti alunni nei luoghi scolastici per svolgere l'attività didattica. Vedremo tra 15 giorni quale sarà la risposta e il dato che emergerà. Zappia è molto soddisfatto anche per l'affluenza che si è registrata da parte dei giovani che hanno ben risposto alla vaccinazione. Anche la situazione ospedaliera, conferma Zappia, è notevolmente migliorata. Allora, monitoraggio della situazione Covid nella provincia di Agrigento, siamo a metà settembre. Vi sarete accorti tutti che la situazione è nettamente migliorata, diciamo, in tutta Italia, e anche la Sicilia, che è stata la più resistente a migliorare,
da qualche giorno finalmente è scesa al di sotto della soglia dei 1000 casi al giorno, che erano tanti. Cioè noi, come vi dicevo settimana scorsa, per una settimana o anche più di una settimana siamo stati quasi il 20% di tutti i positivi d'Italia, cioè una sola regione faceva un quinto dei positivi d'Italia. Oggi però la situazione è nettamente migliorata, quindi si conferma il trend in discesa. Noi siamo scesi anche al di sotto degli 800 casi. Vi ricordo che questo numero 800, che sembra tanto favorevole, è un numero enorme, perché noi una volta avevamo paura dei 1000 casi positivi nella nostra provincia, poi noi abbiamo raggiunto i 2000 il 22 agosto, quindi è stato veramente un mese di agosto difficile per tutti noi. Oggi il trend continua in discesa. Vorrei solo attendere, prima di essere ancora più convinto di questo ottimismo sulla pandemia, vorrei solo attendere che le scuole inizino le scuole a pieno. Alcune sono già iniziate, alcune classi hanno già avuto il primo giorno di scuola. Ho un po' di paura a bilanciarmi per questo, però passerà una quindicina di giorni per avere un po' la certezza che anche i giovani, che stanno rispondendo molto bene alla vaccinazione, vi dico, quindi per essere sicuri che anche i giovani non ci turberanno in questo settembre-ottobre che ci accingiamo a vivere. Situazione degli ospedali, anche questa è migliorata, perché poi capite bene che diminuendo i positivi, la percentuale sui ricoverati e sui positivi, oggi abbiamo all'ospedale di Agrigento 19 ricoverati in medicina su 30 attivi, 80 sono quelli previsti, e poi anche Ribera, il nostro ospedale Covid, ha 6 posti di medicina su 30, quindi 24 liberi, 2 in rianimazione e 1 in subintensiva. Quindi i numeri sono oggettivamente tali da consentire al nostro personale sanitario e amministrativo di poter un attimino avere un attimo di respiro, ma vi assicuro, avrete capito, che il mese trascorso, il mese di luglio, ma soprattutto agosto, sono stati 2 mesi terribili. Vaccinazioni subito dopo la flessione di agosto, in cui tutti noi pensavamo solo a stare in vacanza. Grazie anche ai giovani stiamo raggiungendo una quota che si avvicina, a volte la supera, a volte no, le 2000 vaccinazioni al giorno. Non sono le 5000, vi ricordate, però abbiamo un buon risultato a livello regionale. Questa settimana noi siamo i primi in Sicilia per immunizzati, quindi che hanno fatto prima e seconda dose, e i secondi per prima dose. Vi ricordo, la volta precedente eravamo primi per le prime dosi e secondi per gli immunizzati. Comunque è una battaglia ovviamente virtuosa e simpatica con Palermo, ma ci dà testimonianza di quello che vi ho detto prima, che viene fatto un ottimo lavoro da parte dei nostri. Questa settimana invece vi vorrei far riflettere sui dati della nostra provincia. Sono dati importanti che vorrei che voi leggeste anche in prospettiva di chiusura, di lockdown, di zona gialla, zona arancione e altro. Noi avevamo 3 vulnus, se ricordate la volta scorsa, che era Licata, Ravanusa e Palma di Montechiaro. Su questi è stato fatto uno sforzo suppletivo, perché anche negli altri comuni è stato fatto uno sforzo con l'hub a casa tua, le vaccinazioni a casa tua, e in questi ovviamente ci siamo concentrati per darvi una mano e superare questa posizione arretrata che poi danneggia ovviamente tutta la provincia, perché io ricordo che Ravanusa addirittura era al di sotto del 50% come persone immunizzate e non raggiungeva neanche il 60 come prima dose. Vi dico subito, assieme a Licata, che Licata è uscita dalle condizioni di precarietà, perché come prima somministrazione è arrivata addirittura al 68%, infatti ha avuto un incremento percentuale del 4% e soprattutto 420 prime dosi e 666 seconde dosi in una settimana, e quindi le persone di Licata e il personale che ci ha lavorato hanno risposto molto bene, ma lo stesso possiamo dire di Ravanusa e di Palma di Montechiaro, dove per quanto riguarda le prime dosi abbiamo superato il 60%, abbiamo un 65,7% a Palma di Montechiaro e a Ravanusa abbiamo un 66, quasi un 67%, e quindi abbiamo superato quella soglia critica di sotto del 60%, ma anche come immunizzati Licata ne è uscita,
mentre invece Parma di Montechiara è 59,55 al 15 settembre della rilevazione che abbiamo, siamo al 60, e Ravanusa siamo al 58,70. In proiezione noi abbiamo già la proiezione che facciamo anche questo, fra una settimana dovremmo essere salvi anche sotto questo profilo, ma capite bene che il salvi è riferito alle condizioni per poter essere dichiarate zona gialla, arancione e rossa, speriamo mai, e quindi tirar fuori la nostra popolazione da questa condizione di essere un po' indietro consente a tutta la provincia di poter tirare un sospiro di sollievo, quindi è importante per tutti. E in merito all'azione del lavoro svolto dal commissario Zappia arriva un ringraziamento da parte del Codacons nella persona del vicepresidente Giuseppe Di Rosa, che afferma come l'egregio lavoro svolto dalla sua organizzazione, uno tra tanti, il dottor Carlo Corlura, direttore del Lab di Agrigento, palacongressi e sedi decentrate come quello di Porta di Ponte, e da tutte le associazioni interessate. La nota del Codacons continua che nel lanciare un proprio appello agli agrigentini ancora indecisi, invitandoli a vaccinarsi e a farlo in fretta per avere ancora una speranza di ritorno alla normalità, continua a complimentarsi con chi ha permesso di ottenere i risultati finora raggiunti. E sempre in materia di sanità, l'onorevole La Rocca Ruvolo della Commissione Salute dell'Ars visiterà gli ospedali Barone Lombardo di Canicattì e San Giacomo d'Actopasso il prossimo 28 settembre. E nell'ambito delle iniziative per organizzare e commemorare il 31esimo anniversario del sacrificio del beato giudice Rosario Angelo Livatino, il cartello pro legalità dell'Associazione delle Scuole di Favara ha donato oggi agli uffici giudiziari di Agrigento una tela realizzata dagli allievi dell'Accademia Comunale Arte, Cultura e Legalità. Si tratta di una tela celebrativa del ruolo della magistratura e il servizio. Nell'ambito delle iniziative organizzate per commemorare il 31esimo anniversario del sacrificio del beato giudice Rosario Angelo Livatino, il cartello pro legalità delle associazioni e delle scuole di Favara ha donato agli uffici giudiziari di Agrigento una tela realizzata dagli allievi dell'Accademia Comunale Arte, Cultura e Legalità. Si tratta di una tela celebrativa del ruolo della magistratura. Stamani la cerimonia di consegna. È una cerimonia particolare, è una cerimonia sentita perché viene sostanzialmente dalla popolazione, quindi dalla base, quindi dalla società civile. Sì, riguarda il nostro impegno, ma in realtà è una cerimonia che riguarda l'impegno di tutti, perché la legalità non è patrimonio della magistratura, ma è un bene comune di cui ciascun cittadino è portatore e si deve fare carico di praticare e di fare in modo che anche gli altri cittadini la pongano e la mettano in atto, soprattutto in un territorio come il nostro, un territorio difficile, complesso, in una situazione di grave disagio economico, sociale e culturale. Favara mostra particolare sensibilità a portarlo avanti in un percorso di condivisa civiltà della legalità. Infatti si celebra ogni anno, da 13 anni a questa parte, una manifestazione che coinvolge le forze, diciamo così, civili della nostra comunità, non solo quelle scolastiche ma anche quelle del mondo associativo, e ogni anno decretiamo un'istituzione madrina. Quest'anno praticamente era stata dedicata appunto all'autorità giudiziaria, e quindi una maxi tela che l'Accademia Comunale Arte, Cultura e Legalità del Maestro Patti qui presente ha magistralmente realizzato, coniugando tutta una serie di motivi artistici, istituzionali, storici e anche religiosi, perché come vedremo un angolo è dedicato anche al beato giudice Rosario Angelo Livatino. Quindi questo è un atto di completamento che porta la tela alla sua giusta destinazione, con i sentimenti di gratitudine da parte della comunità favarese. Rappresenta, diciamo, la magistratura nel suo insieme e l'abbiamo voluto fare perché per esaltare sempre più il difficile compito della magistratura. E questo è un desiderio che l'Accademia ha sempre avuto e finalmente oggi questo sogno si è realizzato.
E poi la parte sottostante della tela l'abbiamo invece dedicata al giudice Rosario Olivatino, tragicamente diciamo, scomparso nel pieno delle sue funzioni. E quindi praticamente è un quadro, diciamo così, della memoria. E una conferenza stampa stamani si è svolta da parte del presidente degli ordini degli ingegneri di Agrigento, Achille Furioso. 200 gli ingegneri all'opera nella nostra provincia. Ha seguito per noi i lavori la collega Giovanna Neri. Oltre 20 commissioni, nuovi dipartimenti, l'ordine degli ingegneri riparte con una nuova spinta. Assolutamente sì, dopo la pausa estiva gli ingegneri subito al lavoro, 23 commissioni, alcune sono quelle tradizionali, la commissione pareri, la commissione infrastrutture, un'altra che si chiamava commissione CTU adesso si chiama ingegneria forense, ma tantissime sono le nuove commissioni, a passo coi tempi. Per esempio la commissione transizione ecologica, è inutile dirvi quanto sia importante in questo momento in cui si parla di transizione fatta nel rispetto dell'ambiente, le commissione rete di professioni tecniche che mette insieme tutti gli ordini professionali, la commissione dei enti pubblici che vuole interfacciarsi con gli enti pubblici per aiutarli a superare alcuni momenti di difficoltà dovuti anche al fatto che negli enti pubblici si soffre la carenza di personale a causa della mancata ricambio generazionale. Tantissime nuove commissioni, molto importanti soprattutto perché dimostrano la volontà che i colleghi dopo la pandemia hanno di mettersi in gioco nell'interesse dei colleghi ma anche nell'interesse della collettività. Per esempio come dimenticare la Commissione Lavori Pubblici, Grandi Infrastrutture e PNRR, che ci sta impegnando tantissimo in questi giorni perché si è lavorato sulle possibili proposte da fare alle istituzioni per sviluppare alcuni temi di interesse collettivo. Quindi gli ingegneri in questa settimana hanno riempito l'ordine, si entrava alle 16 e si usciva alle 21, un'attività fervente che dimostra la voglia di mettersi in gioco da parte di liberi professionisti, di giovani, meno giovani colleghi. Oltre 200 ingegneri impegnati, ma c'è una novità assoluta che sono i past president. Esatto, abbiamo pensato di mutuare uno schema che è di grande successo nei club service, non ci siamo inventati niente di nuovo, semmai abbiamo colto l'importanza del non perdere l'esperienza di chi ci ha preceduto, del valorizzarla anche nell'attualità, ciò che è stato fatto in precedenza. Tanto più che qui all'Ordine degli Ingegneri siamo riusciti a portare un grande risultato di comprare questo immobile grazie ai soldi accantonati da oltre 30 anni dai presidenti degli ordini che ci hanno preceduto, e quindi abbiamo ritenuto che molto simbolicamente sarà importante fare tagliare a loro il nastro quando ci sarà l'inaugurazione completa della nuova sede, così come pensiamo che a dare il benvenuto ai nuovi iscritti e a festeggiare chi ha superato 60-70 anni di iscrizione all'ordine debba essere un presidente che lo ha conosciuto nell'ambito della propria attività, e quindi l'importanza dell'esperienza dei past president. Una novità in ambito nazionale assolutamente ordinistico non c'è da nessuna altra parte. Con la rete delle professioni tecniche siete al lavoro per organizzare l'evento di giorno 30 ottobre. Di cosa si tratta? Si tratta di un evento che vuole fare da stimolo per le istituzioni, per la deputazione, per chi in fondo è preposto, diciamo, in primis a portare avanti le istanze del territorio, sia della Sicilia sia soprattutto in questo senso della nostra provincia. Agrigento, come abbiamo più detto, è stata dimenticata completamente nel PNRR, non si parla né di aeroporti né di collegamenti intermodali tra ferrovie e autostrade né di potenziamento stradale, non si parla di porti adatti alla crocieristica o ai mercantili, quindi Agrigento è stata dimenticata, ma non è solo una cosa che vogliamo far notare, è una cosa attuale, è da decenni che viene dimenticata Agrigento da questo punto di vista, e invece Agrigento ha bisogno di uscire dall'isolamento, sia per lo sviluppo indispensabile turistico che economico.
economico. E noi dal punto di vista tecnico, se mi consentite una parola tecnica, allora la voglio dire: valutazione di impatto ambientale, studio di impatto ambientale. Noi ingegneri ci hanno spiegato che per capire se un'opera deve farsi, la prima ipotesi che si fa è quella zero. Se non la facciamo, che succede? E poi si prendono in considerazione i benefici che ne vengono dal farla. Allora posso dire con certezza, senza tema di smentito, che l'ipotesi zero è l'unica che non vogliamo. Cioè l'ipotesi in cui non si fanno le opere ad Agrigento e in provincia. Quella è l'unica sbagliata. Noi le vogliamo fare in maniera compatibilmente con l'ambiente, con la salvaguardia, senza inquinare, e vogliamo assolutamente farle perché Agrigento, essendo porta del Mediterraneo, d'Europa, senza le adeguate infrastrutture non può assolutamente andare da nessuna parte e perde un'opportunità storica che non ricapiterà più, perché il PNRR non è un piano che ci sarà ogni anno, ma è una tantum. E vorrei aggiungere che Agrigento non si capisce perché debba essere inferiore rispetto ad altri territori, anche siciliani. Io vedo che c'è grande fermento in paesi come le Alte Madonie che chiedono la zona franca. E c'è un'emergenza di spopolamento del territorio, e l'emergenza di Agrigento del territorio che, pur avendo bellezze meravigliose dal punto di vista paesaggistico, culturale, monumentale, viene abbandonata da tanti anni per non avere le giuste infrastrutture di collegamento con il mondo. Non è possibile, dobbiamo fare qualcosa. E a partire dall'anno scolastico 2021 e 2022 il liceo classico e musicale Empedocle è stato selezionato sul territorio nazionale per l'introduzione di un nuovo percorso di studi. Si tratta del potenziamento di biologia con curvatura biomedica. Il nuovo indirizzo, fortemente voluto dalla dirigente scolastica professoressa Marica Elga Gatto e dal collegio dei docenti, rappresenta un'opportunità formativa unica per tutti coloro che desiderano coniugare gli studi classici. Il percorso sarà svolto in collaborazione con l'Ordine dei medici chirurghi e degli odontoiatri di Agrigento, impegnati in un'apposita attività di docenza dell'istituto. E sulla nota di ieri relativa all'acqua non potabile erogata in alcuni serbatoi della nostra città, arriva oggi puntuale la dichiarazione del sindaco Francesco Miccichè, raccomandando assolutamente il non uso per fini potabili. Cari concittadini, buongiorno. Sono venuto proprio qui al Comune per volervi leggere quello che gli uffici hanno predisposto relativamente all'erogazione dell'acqua. Quindi in riferimento alla problematica dell'acqua che in questi giorni ha destato tante preoccupazioni all'intera cittadinanza, relativamente alla conformità dei parametri di riferimento, sia dal serbatoio Forche che nella zona di Fontanelle. Rassicuro i miei concittadini che ho ricevuto dall'AICA una nota in cui si evidenziano che i valori dei parametri di riferimento, ingresso e uscita dei serbatoi in causa, è conforme al decreto legislativo 31 del 2001. Tengo anche a precisare che già l'ASP aveva dato le seguenti indicazioni, che cito testualmente: usare l'acqua per usi non potabili, ossia non consumo umano, non igiene personale, non preparazione di cibo, in attesa dell'adozione dei provvedimenti atti ad eliminare l'inconveniente igienico-sanitario. Nei prossimi giorni vi darò ulteriori informazioni e comunque l'acqua in questo momento sta per essere erogata. Ribadisco, non per usi potabili. E sempre in merito al servizio idrico arriva oggi una nota da parte della CGIL di Agrigento che esprime una forte preoccupazione per il mancato pagamento di quasi 2 mensilità ai dipendenti della neonata AICA, l'azienda consortile che ha preso il posto di Girgenti Acque nell'erogazione del servizio idrico in provincia di Agrigento. Il servizio. La CGIL di Agrigento esprime una forte preoccupazione per il mancato pagamento di quasi 2 mensilità ai dipendenti della neonata società idrica AICA, l'azienda consortile che ha preso il posto di Girgenti Acque per l'erogazione del servizio idrico nella nostra provincia.
I vertici della CGIL Agrigentina, continua il comunicato stampa, si interrogano circa le responsabilità di chi ha incarichi di governo regionale della neosocietà consortile AICA che deve gestire il servizio idrico integrato in provincia di Agrigento e avanza qualche proposta. Il presidente della regione Sicilia in tour elettorale in provincia di Agrigento, scrive il segretario generale Alfonso Buscemi, nel mentre i cittadini della provincia rischiano la sete, pagano le bollette carissime con un servizio insufficiente, si ritrovano strade allagate per la rottura continua delle reti idriche e della rete fognaria e circa 300 famiglie di lavoratori dipendenti del servizio idrico integrato, oltretutto l'indotto, sono senza stipendio. Avevamo denunciato, continua il segretario Buscemi, nei mesi scorsi, che senza un intervento della regione che si facesse carico di anticipare a vario titolo una liquidità economica con urgenza avremmo patito la sete e non solo. I sindaci sono intervenuti in ritardo, ma quello che conta è che si sono assunti la responsabilità di dare voce ai cittadini di questa terra per fare subito una società consortile che gestisca il proprio servizio. Bene, è quello che a gran voce in tanti abbiamo chiesto, però non avendo loro la bacchetta magica, necessitano di avere il tempo per mettere in fila le azioni opportune per fare funzionare l'iniziativa, cominciando dalla disponibilità economica per pagare gli stipendi, bollette, fornitori, tasse e tutto quanto necessita per farla funzionare. L'appello del segretario Buscemi è quello di esortare i sindaci e fare tutto quanto è nelle loro competenze al fine di non prestare il fianco a quanti potrebbero avere interesse a fare fallire il tentativo di AICA ad una gestione in house e avere la scusa per rivolgersi ancora una volta al privato, di cui abbiamo già avuto contezza dei danni che si possono perpetrare. E a San Leone durante l'estate il comune di Agrigento ha finalmente provveduto a bonificare il canalone di via Ardengo Soffici che si affaccia sul viale delle Dune. C'è un servizio e una nota da parte di Mare Amico. Un appello all'amministrazione attiva di Agrigento arriva dall'associazione Mare Amico nel voler provvedere urgentemente alla bonifica dei luoghi. Per Mare Amico a San Leone durante l'estate il comune di Agrigento ha finalmente provveduto a bonificare il canalone di via Ardengo Soffici che si affaccia proprio sul viale delle Dune. Quella zona ha parecchi appartamenti affittati durante l'estate ai turisti, alcuni di loro, parecchio incivili, hanno abbandonato tantissimi rifiuti, come vediamo dalle immagini, in questo canalone che durante le prossime piogge finiranno direttamente a mare. Da qui l'invito all'amministrazione di Agrigento da parte di Mare Amico. Al via nella nostra emittente i confronti tra i candidati alle prossime amministrative del 10 e 11 ottobre. Il primo è stato quello che si è svolto con i candidati del comune di Favara a moderare il giornalista Giuseppe Moscato. Il servizio. Al via nella nostra emittente i confronti tra i candidati a sindaco nei comuni dove si svolgeranno le amministrative. La prima tappa è stata il comune di Favara, dove si contenderanno la poltrona di primo cittadino Antonio Palumbo, ex consigliere comunale uscente, segretario provinciale di Rifondazione Comunista, che propone la lista Progetto Comune, una coalizione di centrosinistra con il Partito Democratico, l'altra Favara per i beni comuni. Altro candidato è Giuseppe Infurna, di anni 66, attualmente in pensione, già assessore provinciale con delega all'agricoltura e anche deputato regionale, recentemente anche vicepresidente regionale dell'Agenzia delle Acque e Rifiuti, con una coalizione di centrodestra, Orgoglio Favarese 2021, le liste azzurre per Favara, Noi per
la DC di Cuffaro, Forza Italia, Lega, Infurna Sindaco, Onda e Cambiare Passo, quindi il dottore Totò Montaperto, medico, già consigliere comunale e provinciale, anche assessore provinciale, appoggiato dalle liste Facciamo Squadra per Favara, Vivi Favara, Fabaria Nuova, Montaperto per Favara, diventerà bellissima, l'UDC, Fratelli d'Italia. Il dottore Montaperto non ha però preso parte alla trasmissione televisiva da noi organizzata, come si legge in una sua nota stampa che afferma come non faccio confronti con i competitori, farò una campagna elettorale tra la gente. Il confronto è stato moderato dal collega Giuseppe Moscato e si è principalmente incentrato sui loro programmi futuri per la città di Favara. Sentiamone uno stralcio. Il mio percorso, lo ha accennato, lo sanno un poco tutti. Io ho fatto dal 1998 al 2001 l'assessore provinciale con la Giunta Fontana, ho ricoperto diversi incarichi, fra cui l'agricoltura, che a quell'epoca era una delega, diciamo, di terzo livello. Avendola avuta per 3 anni io, per i prossimi 7 anni è diventata una delle deleghe più ambite perché è riconosciuto dagli altri, non da me. Il lavoro che io ho svolto come assessore alla provincia è stato un lavoro ottimo. Ho portato finanziamenti dall'esterno alla provincia di Agrigento, non ultimo il patto territoriale per l'agricoltura, dove in Sicilia l'unico patto territoriale per l'agricoltura l'ho fatto finanziare io da assessore alla provincia. Credo di aver lavorato bene e questo mi ha portato a candidarmi alle regionali del 2001, sono stato deputato per 5 anni, presidente della Commissione Agricoltura, poi ho ricoperto altri carichi, fra cui vicepresidente regionale dell'Agenzia delle Acque e dei Rifiuti, e quindi anche in questo campo credo di avere un po' di esperienza da portare come bagaglio personale. E da qualche anno, sapete tutti, io essendo un pensionato avevo deciso di fare la vita da pensionato. Giuseppe Furna era un dipendente comunale? Un ex dipendente comunale, sì, sono stato all'ufficio tecnico per più di 20 anni, ho ricoperto diversi ruoli, mi conoscete tutti, e quindi avevo deciso di stare tranquillo con la mia famiglia, con i miei nipoti. Però come tutte le passioni, come la passione del pallone, come la passione della politica, al momento giusto viene qualcuno e ti dice devi scendere in campo. Inizialmente non ero convinto, ma perché avevo deciso di stare lontano dalla politica. Penso che ci siano altri che possano sicuramente ambire a questo, perché per me non è un'ambizione, ma per me è solo non un sacrificio, ma un dovere. Sacrificio non è sicuramente, ma lo faccio come dovere, perché nel momento in cui ti chiedono di ambire a queste cose, ho detto, come ho detto in altre occasioni, obbedisco, sono qua per obbedire. Antonio Palumbo è un uomo che fa politica da sempre, praticamente io non ricordo una mia attività senza fare politica. Faccio politica attiva da più di 30 anni, sono iscritto allo stesso partito da 30 anni, non mi sembra di poter trovare altra coerenza del genere in qualsiasi altra persona, e mi sono sempre speso. Per me non è una novità, non sono stato chiamato in causa, non mi sono riposato. Noi facciamo politica da sempre, ci siamo sempre spesi per la nostra città, tutti ricordano tutte le iniziative e le battaglie da me portate avanti prima di entrare in consiglio comunale e anche dopo. Per noi è una costante, con un gruppo che si è consolidato negli anni. La mia non è una candidatura che arriva richiesta o una candidatura autoincensata, io sono il risultato di un progetto, di un gruppo che lavora da anni e si spende in città. Si parlava poco fa di acque e rifiuti, io ricordo che se a Favara il referendum si è potuto svolgere è stato anche grazie alla volontà del Comitato Civico Favara Beni Comuni, che nel 2010 ha raccolto le firme per poter fare quel referendum. Parliamo di più di 3.000 firme, in una città difficile come Favara non era semplice. L'anno successivo abbiamo fatto il referendum e sono stato eletto in consiglio comunale, e poi le mie battaglie all'interno del consiglio comunale sono di dominio pubblico, dagli sprechi all'attenzione per tutto quello che erano le politiche sociali, i bisogni dei nostri concittadini, al non ultimo il dimezzamento del costo della politica, alle battaglie che ho portato avanti per i nostri concittadini. Ricordo a tutti che col lavoro consiliare svolto prima e anche dopo essere stato in consiglio comunale abbiamo risolto l'annosa problematica di Favara Ovest. Quindi non è un impegno che nasce oggi, non è un impegno che nasce negli ultimi 6 mesi, ma è un percorso che si conclude con
che va avanti, non si conclude con la naturalezza di chi comunque si spende sempre e comunque per la propria città. Finita il mio ruolo di consigliere comunale ho iniziato ad attivarmi a lavorare lo stesso, cioè non ci siamo mai fermati e oggi ci ritroviamo con questo progetto che poi ne parleremo più avanti, è un progetto fatto di gente che si spende e si è sempre spesa. E tra i candidati a sindaco alle prossime elezioni comunali a Porto Empedocle c'è anche Gianni Amel, che lo abbiamo intervistato. Tra i candidati a sindaco al comune di Porto Empedocle sentiamo oggi il parere e le motivazioni che l'hanno spinto di Gianni Amel. Ho deciso di candidarmi in primo luogo perché io amo il mio paese e oggi c'è una situazione particolarmente difficile, un disastro economico-sociale e quindi c'è bisogno dell'impegno di tutti e delle migliori energie in questo paese. E io proprio per questo, siccome sono un uomo che crede nella squadra, che crede che uno da solo non possa sicuramente cambiare le cose, ho voluto accanto a me degli assessori, una giunta che mi dia forza e insieme a me si presenti alla comunità con la capacità di poter cambiare le cose. Io nel mio breve, la mia idea di città, diciamo, noi dobbiamo intervenire immediatamente sull'ordinario. Abbiamo una situazione che riguarda i quartieri che è particolarmente negativa, noi ci viviamo, quindi dobbiamo pensare alla riqualificazione e alla rivitalizzazione di questi quartieri. Non deve succedere più vedere tutta la spazzatura, vedere dormitori, dobbiamo far sì che ogni persona che viva in quell'ambiente, in quel quartiere, e Porto Empedocle è strutturata sui quartieri, è una cittadina particolare dove i quartieri sono la parte maggioritaria del comune, perché i quartieri come Ciucafa, come Grandi Lavori, come l'Altopiano Lanterna, i quartieri di Bellavista, Pero, sono quartieri che hanno una presenza umana notevole. Allora noi dobbiamo far sì che questi quartieri la gente viva bene, si riconosca nel quartiere e possano soprattutto, per quanto riguarda le categorie più a rischio, diciamo che sono gli anziani e i ragazzi, possano viverci serenamente. Questo è il primo obiettivo che noi vogliamo raggiungere. È chiaro che per raggiungere questo obiettivo bisogna lavorare molto, perché partiamo da una situazione di degrado di cui pigliamo atto. Noi non vogliamo cercare responsabilità di qualcuno, quello ha fatto, quello non ha fatto. Prendiamo atto che la situazione è questa, dobbiamo lavorare per questo Paese e ci dobbiamo credere fortemente che possiamo cambiare questo Paese. Io sono Luigi Gaglio, molti di voi mi conosceranno perché ho lavorato per decenni al comune di Porto Empedocle. Non mi sono mai esposto molto politicamente, però in Amel riconosco i valori in cui credo. Sono sceso a fianco di Gianni Amel per mettere la mia professionalità a disposizione della collettività, anche perché credo nel suo progetto diverso che vuole contribuire alla ricrescita di Porto Empedocle, rinascita possiamo dire. Quindi cercherò di dare tutto il mio contributo per poter raggiungere questi risultati. Per me è motivo di grande onore poter essere sceso in campo al fianco di Gianni Amel, che reputo persona assai seria e competente. E mi ha motivato molto anche l'impegno dell'ingegnere Gaglio e di Nino Alletto, e quindi veramente mi fa percepire il pensiero che ci sia voglia di fare qualcosa di importante per questa città, ce n'è tanto bisogno. Gianni Amel, oltre ad essere una persona estremamente seria, riconosco che abbia anche la competenza adeguata per poter amministrare questa città, che ricordo anche gli empedoklini hanno una memoria storica abbastanza corta, però dico, non sono passati tantissimi anni da quando questa città ha vissuto un momento glorioso. Non ho difficoltà a ricordare il periodo dell'amministrazione Firetto. Non lo dico io, il 93% dei cittadini poi hanno ritenuto che era un'amministrazione
molto attiva e che stava facendo cose importanti per questa città. Ecco, due importanti artefici di quell'amministrazione erano proprio l'ingegnere Gaglio e Gianni Amel, che di quell'amministrazione ne era anche vice sindaco, oltre alla sua esperienza anche di segretario comunale. Quindi diciamo che Gianni per me sintetizza quel profilo adatto a poter veramente produrre una svolta in questa città, anche in ordine di pacificazione. In Gianni riconosco anche quell'essere moderato che serve a questa città che per troppi anni, per un ventennio almeno, vive di conflitti violenti, veramente una città come dire, divisa a bande contrapposte. Penso che bisogna ritrovare anche motivi per pacificarsi e per sentirsi tutti cittadini di questa città e non più solo ed esclusivamente dei sudditi. E ora linea alla regia per i consigli sugli acquisti. E va in pensione il dottor Giuseppe Provenzano, già primario psicogeriatra dell'azienda sanitaria provinciale dell'Aspe di Agrigento. A proposito è arrivata una nota di merito da parte del suo team, il servizio. È in pensione il dottor Giuseppe Provenzano, già primario di psicogeriatria dell'azienda sanitaria provinciale di Agrigento. Il suo team in merito interviene così. Il dottore Provenzano è stato autore di moltissimi eventi, corsi di formazione, relatore di svariati convegni in tema di demenze. Già presidente della sezione regionale dell'AIP, Associazione Italiana di Psicogeriatria, andrà a operare alla RSA di Casteltermini, modulo Alzheimer, un medico che si è speso per assistere i malati di Alzheimer e le loro famiglie, un professionista che in tutti questi anni si è preso cura della salute e del benessere di tanti pazienti affetti da demenza. Lascia un centro di riferimento per tutta la popolazione di Agrigento e provincia, ha svolto il suo lavoro con dedizione, attenzione, disponibilità e sensibilità, dedicando gran parte del suo tempo alla struttura e alla sua organizzazione e dando voce ai pazienti che troppo spesso ne sono privi. I colleghi del centro Alzheimer dell'azienda sanitaria provinciale di Agrigento gli hanno dedicato una targa ricordo dove hanno espresso un profondo senso di gratitudine e stima. Sentiamo loro in una recente intervista effettuata nelle 2 giornate psicogeriatriche per affrontare il tema dell'Alzheimer, organizzate proprio dal dottor Giuseppe Provenzano, ai microfoni di Sara Gallo. L'Alzheimer cancella la memoria ma non la vita. Quali sono i traguardi raggiunti grazie ai progressi della medicina su questa malattia? Dal punto di vista farmacologico sicuramente le ricerche sono andate avanti, però devo dire che molti trial sono falliti, ne rimangono alcuni, qualche farmaco è più efficace, qualcuno meno efficace. Il problema è che ogni farmaco che non ha effetti produttivi, il costo è notevolissimo in campo di ricerca, per cui diventa molto selettiva. Per quanto concerne invece l'assistenza, devo dire che sono migliorati molti parametri, molte attività sono più efficaci, ad esempio la stimolazione cognitiva, stimolare il paziente a rievocare i ricordi, a rievocare il passato, e questo aiuta moltissimo i nostri utenti. Infatti noi abbiamo 2 centri diurni che lavorano in questo ambito, uno di Agrigento e una a Sciacca. Peraltro devo dire che anche bisogna avere, ecco la tematica trattata, l'Alzheimer cancella la memoria ma non la vita, bisogna avere più rispetto di questi utenti, capire che il problema è molto serio e quando è correlata questa problematica alla nemica solitudine, cioè l'anziano solo con problemi, la situazione si fa più seria, più complicata, quindi bisogna veramente cercare di migliorare una rete assistenziale più proficua e più adeguata nel campo sanitario. Qual è stato quindi lo scopo di questo convegno? Lo scopo di questo convegno, devo dire in verità che ogni anno noi ci rivediamo, è un appuntamento ormai costante, annuale, per fare il punto della situazione, quali problematiche ci sono, quali sono le novità, quali sono le prospettive, insomma è come rivederci tutti e capire come andare avanti, come affrontare i problemi dell'anziano in una modalità sempre più aggiornata, sempre più adeguata, sempre penso migliore nel tempo, perché trovare un risultato è importante, perché la popolazione invecchia sempre di più e purtroppo spesso invecchia con problemi. Un ulteriore approfondimento sull'operazione di martedì scorso denominata Africo, droga nei quartieri tra Zenne e Carini, che ha visto 9 arresti effettuati dalle forze dell'ordine. No, io mandavo tu buona meglio tu picchia cosa buona che non è tutta pagata. Già sono 5 kg famoso perché ho paura, ma già mi ha reso solo 4 kg in meno.
La faccio anche l'immenso lo piglio, se c'è chi lo vuole, quando mi domanda sciuro. L'esultanza su TikTok per i domiciliari è durata appena 48 ore. Francesco Gelfo, grossista di hashish dello Zen 2, è stato arrestato dai finanziari del nucleo di polizia economico-finanziaria perché aveva il divieto di comunicare con l'esterno e perché il suo messaggio sui social può essere inteso, ha scritto il GIP Walter Tortorici come espressivo dell'intenzione di riaffermare coram populo la propria caratura criminale. Dopo il post, gli investigatori avevano subito segnalato il caso al procuratore aggiunto Salvatore De Luca e ai sostituti Bruno Brucoli e Alfredo Gagliardi, che hanno chiesto l'aggravamento della misura. Dice il generale Antonio Quintavalle Cecere, comandante provinciale della Guardia di Finanza di Palermo, la risposta dell'apparato investigativo e giudiziario alla condotta tenuta da Gelfo mentre era agli arresti domiciliari è stata tempestiva e un forte segnale nei confronti di chi crede di poter impunemente violare le norme e l'affermazione della legalità e lo Stato che vince sull'arroganza. Io faccio io 500, 600 euro, ma a finire male 400 euro. Per un chilo di fumo. Io fumo meglio di tutto e spendo 1.700-1.800 euro. Le piazza puoi fare fruttare pure 3.000 euro, 2.500. Martedì mattina, quando i finanzieri del Gico avevano bussato nel cuore della notte a casa sua, aveva temuto il peggio, ovvero il carcere. Invece gli era stato notificato solo un provvedimento di arresti domiciliari con l'accusa di aver spacciato droga, stessa contestazione mossa ad altre 8 persone finite nella rete di un'indagine fra Palermo e Carini. 6 sono in carcere. Francesco Gelfo, 31 anni, aveva deciso così di esultare su TikTok con una frase che preferiamo evitarvi, citando solo Sono a casa con gli arresti domiciliari e poi 2 faccine divertite sotto la galera di passaggio, sempre a testa alta. In sottofondo una delle colonne sonore più gettonate di questo tipo di post, Rispetto e libertà di Nello Amato, e giù tanti like con relativi commenti degli amici. Sui social Francesco Gelfo è diventato subito famoso, lui che si atteggia gran criminale. Ti ho insegnato a te, a pigliare tutto, a fare tutta sana, non è sana. Lo sbriciolo che c'è, è taglio, qui dai che t'amena. E io lo pezzo ci puoi tessere, c'era che si zeppe tozzi, tutto a fare o piazzo, non c'è un piazzo, c'è un male niente. Anche se nel suo curriculum ha solo un patteggiamento per oltraggio a pubblico ufficiale e varie denunce per droga, furto, ricettazione, lesioni e maltrattamento di animali. Gelfo ha soprattutto un titolo di merito criminale, cognato di Giuseppe Cusimano, il capomafia dello Zen che durante il lockdown distribuiva la spesa alle famiglie del quartiere. Dopo la denuncia di Repubblica, anche Cusimano si lanciò sui social network per accusare giornalisti e difendersi. Qualche mese dopo venne arrestato dai carabinieri del nucleo investigativo. Già in quella inchiesta emergeva il particolare attivismo dello Gelfo. Ora Gelfo è finito in carcere perché ha violato le prescrizioni del giudice di non comunicare con l'esterno. Dice il colonnello Gianluca Angelini, comandante del nucleo di polizia economico-finanziaria, chi pensa di vivere al di sopra della legge lede i diritti dei cittadini onesti. Questa è una vicenda emblematica di come anche social possono diventare strumento di propaganda criminale. In un altro video di qualche tempo fa Gelfo mostrava l'ingresso del carcere di Voghera. È stato bello rivederti dopo tanto tempo, cognato, solo un messaggio di affetto o un altro segnale, magari per dire che era diventato lui il tramite fra il capomafia e il mondo esterno. Era il 23 luglio scorso. Accompagnava il video l'immancabile canzone di un neomelodico, questa volta Enzo Barone, con la sua O Colloquio, e nei commenti tanti cuoricini per Cusimano e Gelfo, non solo dalla Sicilia ma anche dalla Calabria. E così da TikTok si potrebbe richiamare il social TikBoss. Sentami, ma c'è cosa non ancora. No. Che tu mi dai, vai a dire a me. Perché? Ci sono fanno per cosa tua. No, perché non anche per me. Ti richiudo 600 euro al mese. Ma vuoi tenere lo fumo? 15 kg di fumo, ce l'ha salato a me. Io prendevo un gambo 80 euro. Ci siamo. E passiamo ora agli eventi sportivi. Un grande evento di padel denominato Free and Padel League Cup Star si terrà nei prossimi 25 e 26 settembre al Tennis Club di Villaseta ad Agrigento. C'è il servizio. C'è fame di padel e puntare sui grandi eventi è una delle chiavi per la crescita del nostro territorio. Sarà proprio un grande evento quello in programma nei prossimi 25 e 26 settembre al Tennis Club Città dei Templi, organizzato dalla SD Free and Padel Lag.
Si sfideranno 8 coppie provenienti dai migliori circoli siciliani, 6 le nazioni rappresentate, e in esclusiva direttamente da World Padel Tour arrivano le star. La coppia 12 e 15 della classifica mondiale, Adrianna Lemandi, Cochi Nieto, Lucas Campagnolo, Lucas Bergamini. Non solo padel, quindi, sarà allestita un'ampia area di food e beverage organizzata dall'Associazione Culturali Teste Fuse in collaborazione con lo chef Giuseppe Patania e la cantina Fazio, che sarà sempre operativa, uno spazio dedicato alla solidarietà con diverse associazioni del territorio coinvolte come l'Avis, l'Unicef Fontanelle Insieme, quindi lo spettacolo gratuito con l'artista agrigentino Tom Sinatra Live. Si inizierà sabato 25 settembre dalle ore 10 alle 18:30, in programma le partite di qualificazione al Master, alle 15 il torneo padel con i giovani under 16, alle 19 l'esibizione live dell'artista Tom Sinatra per 100 posti a sedere gratuiti, quindi alle 21:30 le semifinali con le star del World Padel Tour. Domenica 26 alle 10 in programma l'evento Padel Solidarietà con i ragazzi diversamente abili che incontreranno i grandi del padel. Alle 12 la finale, la manifestazione sponsorizzata dall'HD Assicurazioni e gode del patrocinio del Comune di Agrigento, assessorato allo sport e alle politiche sociali. Eventi di questa caratura fanno bene agli appassionati di padel, avendo la possibilità di confrontarsi con i migliori anche al territorio, perché aiutano a diffondere l'immagine nel mondo e dare un nuovo impulso al turismo. E l'Agragas domenica incontrerà la squadra del Nissa a Caltanissetta, la panoramica del girone curata da Carmelo Lentini. In eccedenza Girone A è già saltata la prima panchina, quella di Corrado Mutolo della Don Carlo Misilmeri, mentre nasce il primo grosso problema esistenziale per il Marsala, che si è presentato con un numero ridotto di giovani sul campo del Canicattì. Quest'ultimo ha conquistato la vittoria a tavolino per 3-0. In questa seconda giornata si giocano 2 sfide d'alta quota, che sono Mazzara Canicattì con arbitro Tommaso Alberto Vazzano di Catania e assistenti Salvatore Girolamo Cucci e Gianfranco D'Amico di Trapani, e poi eccolo qua, la sfida Nissa-Akragas. Quest'ultima vedrà di fronte 2 squadre che hanno debuttato positivamente alla prima giornata di campionato. La compagine biancoscudata ha violato il difficile terreno di gioco della Parmonval, anche se in pieno recupero, mentre quella biancazzurra ha superato faticando non poco lo Sciacca. Arbitro della gara è stato chiamato Francesco Crispino di Frattamaggiore con assistenti Alberto Fiore di Messina e Pietro Fardella di Palermo. Torna a giocare però a porte chiuse la Pro Favara che ospita il Castellammare. In questo caso l'arbitro della sfida è Nicola Melodia di Trapani con assistenti Alessandro Rallo di Marsala e Calogero Lupo di Agrigento. Lo Sciacca invece cerca riscatto sul proprio campo dopo la sconfitta di Agrigento, ma si ritroverà dinanzi un Enna di Sebi Catania abbastanza forte, che intende riscattare anche la sconfitta di Coppa Italia patita proprio con la Nissa. Dirigerà l'incontro Fabio Caruso di Palermo con assistenti Giuseppe Lugaro e Domenico Cono, entrambi della sezione di Palermo. Ritorna in casa il Casteltermini di Pino La Bianca dopo l'inopinata sconfitta di Castellammare per ospitare il CUS Palermo. Per questa sfida è stato chiamato l'arbitro Gianluca Frizza di Perugia con assistenti Roberto Cusimano e Roberto Cracchiolo, entrambi di Palermo. La giornata propone anche un'interessante sfida tra Marineo e Parmonval, mentre appare incerto lo svolgimento della gara Dolce Onore Marsala Mazzarese con l'enigma che avvolge appunto la compagine lidibetana. No, ma guardi, per tutti quanti si sta parlando di super sfida, ma noi incontriamo una squadra che deve vincere il campionato, noi siamo una squadra che deve fare un ottimo campionato, quindi non c'entra secondo me la super sfida, forse a livello di tifoseria, ma a livello di squadra parlare già di super sfida alla seconda giornata di campionato mi sembra molto prematuro, ma ripeto, ma quelli che devono vincere il campionato non siamo noi, ma quelli che devono vincere il campionato sono gli altri, quindi noi faremo la nostra onesta partita serenamente, tranquillamente, con umiltà e rispettiamo l'avversario, quindi non ci sono nessun tipo di problema. Che squadra è la Nissa? Cosa teme dell'avversario?
No, temere mi sembra una parola un po' grossolana. Io so che è una squadra costruita per vincere il campionato. Noi in questo momento siamo un cantiere aperto, siamo una squadra dove dobbiamo fare, ripeto, quello che abbiamo fatto fino adesso con umiltà e poi quello che viene ci prendiamo. Tatticamente e tecnicamente che partita ti aspetti? Ma io non so ora l'aspetto del campo, non so in che condizioni è. Se c'è da battagliare battaglieremo, se c'è da giocare la palla cerchiamo di fare qualcosa di importante. A che punto siete della preparazione? Ma io penso che questa squadra fra una settimana massimo penso che dovrebbe esprimere, e non parlo di gioco ma parlo a livello atletico, dovrebbe esprimere qualcosa di meglio di quello che ha fatto fino ad ora. E parte anche il campionato di Serie D che vede impegnata la squadra agrigentina del Licata Calcio. La prima partita si terrà però a porte chiuse con il Messina. Per la serie dell'eccellenza 2 big match scuotono la seconda giornata, il Camarat e il Raffadali. Inizia questa domenica 19 settembre con il fischio d'inizio alle ore 15 il campionato della Serie D Girone I che prevede 20 partecipanti anziché 18 come gli scorsi campionati, ovvero 5 squadre campane, 5 calabresi e ben 10 siciliane. Parte forte la prima giornata che prevede tra gli altri 3 scontri tra formazioni siciliane, ovvero Sant'Agata Trapani, il Licata giocherà e debutterà in casa al Dino Liotta con il Messina, mentre poi ci sarà Paternò-San Gatardese. Ritornano in campo le 2 agrigentine di promozione Girone A, vale a dire il Camarat di Nino Bellomo e sul temibile campo dell'Alcamo e il Raffadale in casa con il Castelbuono. 2 gare altrettanto impegnative contro avversari in cerca di riscatto, specie dopo le sconfitte rimediate. La compagine bianconera infatti ha perso sul campo di Ganci 3-1, mentre il Castelbuono tra le mura amiche con il Lascari 0-1. Buone chance per la compagine di Angelo Mercante, mentre la trasferta di Alcamo per il Camarat si presenta maggiormente incerta. Queste invece le terne arbitrali di queste 2 squadre agrigentine. Alcamo Camarat, l'arbitro sarà Giovanni Marco Arena di Palermo con assistenti Vincenzo D'Alberti di Marsala e Gianmarco Valenti di Palermo. Raffadali Castelbuono arbitrerà invece Francesco Allotta di Trapani con assistenti Filippo Luca Scannella di Caltanissetta e Francesco Conti di Enna. E chiudiamo il nostro telegiornale con ultima notizia da parte dell'ADAS di Agrigento che comunica come effettuerà 2 raccolte mobili per la donazione del sangue. Domenica 19 settembre ad Aragona presso la chiesa Madonna del Rosario, mentre a Realmonte si svolgerà in piazza Umberto I. Le raccolte saranno operative dalle 8 alle 12 e a tutti i donatori di sangue saranno inviate a cura della stessa associazione ADAS le analisi di laboratorio effettuate in occasione della donazione. Bene, questo è tutto per l'appuntamento del telegiornale di Te Boa Notizie. Vi diamo appuntamento alle prossime edizioni.